Con la partecipazione al bando PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'autorità portuale di sistema portuale ha di fatto messo le basi per l'avvio di un percorso verso la transizione ecologica. In sostanza si andrà a creare un sistema intelligente chiamato Smart Grid o Port Grid. Il sistema Port Grid comprende unità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, unità di accumulo di energia elettrica, e con accumulo intendo batterie, sono grossi container di batterie al litio, e poi abbiamo le unità di consumo, vale a dire illuminazione, vale a dire alimentazione delle sedi, sia nostre che la Guardia di Finanza, il varco e tutti i soggetti pubblici che utilizzano questa energia. Queste due grosse batterie di accumulo saranno quindi in grado di assorbire energia da fonti rinnovabili, ovvero dai pannelli fotovoltaici che verranno installati da altre due perizie, e distribuire energia a seconda delle richieste e del periodo di riferimento. L'installazione dei pannelli fotovoltaici avverrà all'interno dello scalo portale di Savona, su un totale di 6 capannoni, 3 nel terrapieno sud e 3 in zona 32 altifondali. Infine abbiamo un ultimo progetto che comunque è anch'esso inserito nel sistema di Smart Grid intelligente e che è l'installazione di colonnine di ricarica di mezzi elettrici. In questo caso le colonnine verranno posizionate sia nello scalo di Savona sia nello scalo di Vado, ma per quanto riguarda lo scalo di Savona saranno interconnesse alla rete intelligente e quindi potranno usufruire anche loro di energia da fonti rinnovabili. Ricordo che già oggi l'autorità di sistema ha una cabina dove trasforma dall'alta alla media tensione nel comparto di Vado Ligure, ha già degli accumuli. I vantaggi di un sistema innovativo come quello che abbiamo qui a Vado Ligure sono legati alla affidabilità e alla continuità che questo sistema di storage può garantire nei confronti dell'utenza portuale. Questo ci permette infatti di lavorare con interventi di manutenzione programmata o di pianificare degli stacchi della rete con la possibilità di continuare ad alimentare l'utenza portuale o una parte di essa attraverso il nostro impianto di storage. I porti di Savona e Vado sono porti che rientrano nelle zone logistiche semplificate. Questo consente con le normative di costituire delle comunità energetiche, formare delle comunità dove viene prodotta energia, viene messa in comune e viene consumato all'interno di un perimetro delimitato, per cui si sta lavorando in modo che si possa arrivare nel più breve tempo possibile, anche col supporto delle normative che stanno per uscire, ad avere un quadro anche gestionale dell'energia e quindi ridurre in modo veramente significativo le emissioni. Tendenzialmente noi ci aspettiamo, almeno nella peggiore delle ipotesi, un risparmio del 40-50% sull'energia assorbita dalla rete.